Buongiorno a tutti. Sono le 10:06, quindi direi che possiamo iniziare con questo terzo webinar sui LED dopo i due della settimana scorsa, su quelli orizzontali, su quello della ZTL e della conservazione. Oggi affrontiamo il tema dei LED verticali. Abbiamo una presentazione tagliata da parte di Stefano De Colle, che è supportato dal dottor Marella. A me il compito è veramente di fare un brevissimo saluto, perché anche questo è un incontro tecnico di approfondimento in cui il focus è entrare nel vivo di questi livelli essenziali di servizi digitali, su cui continuano le iniziative della Regione. Vi ricordo che stiamo anche organizzando, se non ricordo male, il 24 giugno un evento anche con le autorità urbane che presenteranno altri nuovi LED che sono stati sviluppati nell'ambito del progetto Autorità Urbane Sussa, in questo caso l'asse 6 del POR, e quindi stiamo facendo un forte processo di accelerazione nell'ambito dei servizi digitali. Questo processo è fondamentale non solo perché ovviamente ce lo chiedono i nostri cittadini, ma anche perché abbiamo la necessità, come ben sapete tutti voi, che nell'ambito dell'azione POR FESR, in questo caso 221, Agire per la cittadinanza digitale, siete i beneficiari, diretti o indiretti, i nostri SAD, i comuni e le loro aziende partner di un'azione specifica proprio sui servizi digitali. Il tema è un tema scottante. Proprio la settimana prossima avremo l'occasione poi di incontrare anche il ministro Colao, su cui nell'ambito della conferenza Stato-Regione, proprio per proporre anche iniziative locali di interesse, proprio perché c'è una volontà anche a livello ministeriale di provare a standardizzare e a semplificare questo approccio al mondo dei servizi. Io ci tengo soltanto a ribadire due aspetti velocissimi prima di passare poi la parola alla dimensione tecnica e all'intervento di Stefano. La prima è che è un percorso, questa è una parola che il nostro direttore usa spesso, ma penso che siamo tutti concordi del fatto che nessuno qui ha la bacchetta magica, siamo tutti coinvolti dalla mattina alla sera, e voi anche più di noi ovviamente perché gestite i rapporti con i comuni, nel far funzionare le cose. Quindi sicuramente in questo percorso di tuning continuo e sicuramente ci sono ampi margini di miglioramento, ma la volontà e i passi fatti negli ultimi 12-18 mesi sono sicuramente importanti. Nell'ambito di questo iter, di questa strada congiunta, abbiamo anche, e con grande soddisfazione, un paio di settimane fa, costituito un livello di coordinamento strategico politico tra la Regione del Veneto e tutti i SAD. Grazie a un'iniziativa del nostro assessore Calzavara abbiamo invitato tutti i presidenti delle province e i loro consiglieri delegati a costituire un comitato di indirizzo strategico politico, perché crediamo veramente, come riprendendo le parole un po' del nostro assessore, che questo ruolo di snodo fondamentale dei SAD sia uno snodo fondamentale anche per cogliere, non solo per trattare l'attuale iniziativa in corso, la programmazione attuale, ma soprattutto per cogliere le opportunità del nuovo PNRR, Piano Nazionale Resilienza e Ripartenza, che ricordo a tutti che sulla voce digitale ha 40 miliardi, di cui circa 6 solo sulla parte PA. Ma non dimentichiamoci, come alcuni di voi li abbiamo anche incontrati in un tavolo specifico sempre un paio di settimane fa, che c'è anche la nuova programmazione europea, quella che formalmente parte nel 21, ma si concluderà nel 27, ma che sostanzialmente partirà nel 22. Sono due grandi filoni dove questo modello organizzativo e questo modello di dispiegamento, di trasformazione digitale del territorio, che stiamo mettendo a punto con la collaborazione attiva e fattiva di tutti, può diventare veramente qualcosa ancora di più forte, di più radicale e di più efficace. Lo faremo in maniera quindi multidimensionale, partendo da un coordinamento strategico politico, mettendo assieme, consolidando un coordinamento tecnico che già esiste e che io ho il piacere di coordinare, e poi gestendo tavoli tecnici verticali e il PMO con ognuno di voi, con ogni singola iniziativa dei SAD. È un modello di governance articolato, ma è l'unico che secondo noi può dare effettivamente tutti quegli benefici che ci possiamo aspettare da questo profondo cambiamento. Quindi
vi ho rubato i 5 minuti che mi ero ripromesso, ma ci tenevo ad essere qui. Quindi lascio la parola a Stefano De Colle che vi presenterà, se non vado male, i 12 servizi LED verticali, 12-10 adesso. Stefano, a te la parola. Bene, grazie direttore. Buongiorno a tutti. Io mi aiuterò per quanto riguarda una prima presentazione con delle slide. Sarà una presentazione più, chiamiamolo così, tecnico-formale. Per la parte invece prettamente poi tecnica, con degli esempi, così per farvi vedere anche un po' quello che è stato messo a terra proprio già su alcuni enti del territorio, lascerò la parola poi all'ingegnere Marella che seguirà appunto la mia presentazione. Ecco, provo quindi a condividere lo schermo, vediamo se va tutto bene. Ok, mi date tutto a posto, vero? Immagino vediate benissimo. Ok. Allora, che cosa vediamo oggi, o meglio, su che cosa verte questa mia presentazione. Vediamo se riesco a riprendere, eccolo qua, benissimo. Allora, innanzitutto delle premesse che mi servono appunto a ribadire o a ricollegare quanto è stato detto nel corso della presentazione di 2 settimane fa. Nel corso della quale abbiamo appunto visto che cosa? Abbiamo visto quelli che sono i LED trasversali, con i vari processi che sottendono appunto all'attivazione di questi LED trasversali, e alla base di quello che vedremo oggi c'è il LED trasversale MyPortal 3 che include appunto MyPortal, MyInternet e MyPA e ci permette di mettere a terra quelli che sono poi, di vestire su misura quelli che sono i LED verticali, cioè questi servizi digitali per i cittadini. Quindi ci sono delle premesse che ribadisco velocemente e sono queste. Qualora il singolo ente appartenente al SAD non disponga di un impianto MyPortal 3, deve preventivamente evadere il processo di adesione formale, e la lettera di adesione è quella che abbiamo visto la volta scorsa, e inoltre, sempre a livello di formalismi, l'ente deve anche aver nominato, qualora non lo abbia già fatto per altri prodotti, quello che è il proprio referente dell'ente. I riferimenti sono esattamente quelli che abbiamo visto nel corso della settimana, di 2 settimane fa. Bene, poi da un punto di vista tecnico invece, per così inquadrare un po' quello che verrà esposto nel corso di queste ore, beh, ciascun SAD è bene che disponga preliminarmente di quello che è un quadro delle necessità, quindi che cosa vuole in qualche modo andare a realizzare, tenendo presente di quelle che sono le 2 varianti di prodotto MyPortal 3, che poi permette, come si diceva poc'anzi, di vestire questi LED, ovvero la variante completa, quella quindi che assieme ai LED ha anche tutta la parte di portale, il CMS e quant'altro, oppure solo la parte che riguarda i LED. Questo elenco poi direi andrà sottoposto quanto prima a Regione del Veneto, ma avremo modo poi di aggiornarci nel corso appunto di questa presentazione. Perché? Perché è quello che comporta per noi il maggior effort. Dobbiamo costruire impianto per impianto e questo necessariamente è un'operazione che necessita di tempo, e se dovesse capitare una richiesta congiunta di tutti e 7 SAD allo stesso istante, è normale che non riusciremo ad essere sufficientemente dinamici, come immagino tutti voi abbiate piacere che lo siamo. Bene, per ciascun ente poi viene fatto evolvere il processo di adesione tecnica secondo quanto così spiegato nel corso appunto delle presentazioni precedenti. Il tema odierno sono i LED verticali. La Regione del Veneto ha già predisposto una dozzina di questi LED. Facciamo chiarezza proprio su due parole su che cos'è un LED verticale. Ma è a tutti gli effetti un servizio digitale, quindi un servizio digitale volto a cittadini ed imprese che vuole assolutamente dare al cittadino un'esperienza d'uso, io direi totalmente digitale, o quanto più possibile totalmente digitale, e quindi c'è una parte di front office verso il cittadino. Di solito c'è anche una parte di back office più o meno complessa
che riguarda appunto l'operatore del lente, e la novità che in qualche modo è stata già anticipata nel corso della precedente presentazione è la MyPA, ovvero un repository unico nel quale il cittadino trovi quello che è il suo intercorso verso la pubblica amministrazione. Quindi non 1, 2, 3, 100 applicativi diversi dove il cittadino debba andare a vedere lo stato di avanzamento della propria pratica, il risultato della propria domanda, eccetera, a seconda di quello che è chiesto, ma un repository unico in cui il cittadino possa trovare effettivamente quello che gli serve in un posto solo. I 12 LED che mettiamo a disposizione sono classificati in qualche maniera in 2 categorie. Li abbiamo pensati classificati in LED no legacy, ovvero quelli che non hanno a che fare poi con interazione con prodotti di terze parti, oppure LED legacy, quelli che è già previsto possano integrarsi con prodotti, con applicativi di terze parti. Tra questi li elenco e poi mi fermo a una mera elencazione, perché tutta la parte poi descrittiva, la parametrizzazione, che cosa fa, che cosa non fanno questi LED, eccetera, la lascio con piacere appunto al collega Alessandro Marella. Bene, questi LED sostanzialmente li vedete qui in questa elencazione, e per quanto riguarda i LED che non hanno legami con protocollo o con anagrafe o elementi di questo tipo, rientrano l'autocertificazione, la richiesta di appuntamento e filo diretto, cioè uno strumento per segnalazione anomalie e guasti sul territorio da parte del cittadino. In particolare, dico solo veramente 2 parole sull'autocertificazione. Autocertificazione intesa come? Ma intesa soprattutto in questo momento come un servizio che mette a disposizione del cittadino delle forme di autocertificazione che non sono già previste, ad esempio, nel contesto NPR. Quindi delle autocertificazioni veramente su misura che ente per ente, chi appunto avrà questa necessità andrà a costruirsi sulla base di quello che è un contenitore atto a poter inserire e poi mettere a disposizione questo tipo di servizio. Tra invece i LED che hanno legami appunto con applicativi, ci sono l'iscrizione all'asilo nido, la richiesta mensa scolastica, la richiesta di servizio di scuolabus, la proposta di iniziative culturali, richiesta di patrocinio, richiesta di spazi comunali, richiesta cambio di residenza, certificati anagrafici e carta d'identità. Come vi ho anticipato prima, i dettagli li esporrà appunto l'ingegner Marella nel corso della successiva presentazione. Quello che a me in questo momento è parso dovervi in qualche maniera esporre è quanto segue. Innanzitutto, a livello così generale, in quali ambienti vengono predisposti questi servizi digitali? Mi spiego. Abbiamo detto prima che nel momento in cui un ente nell'ambito di un SAD esprime la necessità di disporre di del prodotto MyPortal 3 in una delle 2 varianti, a questo ente verrà messo a disposizione il corrispettivo ambiente, ove l'ente stesso con l'aiuto dei SAD potrà sviluppare la parte di portale piuttosto che andare a scegliere, personalizzare e poi attivare i LED di sua competenza, i LED insomma di suo gradimento. Ecco, noi abbiamo pensato a 2 ambiti particolari. Uno è quello che vi ho appena descritto, cioè l'ambiente che poi coincide con l'ambiente di esercizio dell'ente, no? E in questo contesto, per quanto riguarda i LED, nell'ambiente di esercizio noi abbiamo pensato possano essere collocati immediatamente quelli che sono appunto i LED cosiddetti no legacy. Mentre per quanto riguarda i LED legacy, siccome hanno delle articolazioni un po' più particolari, c'è la necessità di impostare, di parametrizzare, di testare, di riverificare, di agire più e più volte fino ad arrivare a quello che è l'affinamento del LED stesso sulla misura organizzativa dell'ente, noi abbiamo pensato ad una soluzione di questo tipo. Vi metteremo a disposizione un ambiente di test in produzione.
un ambiente di test che ha caratteristiche uguali, diverse, cioè, da che cosa si distingue un ambiente di test rispetto all'ambiente di produzione vero e proprio dell'ente? Allora, innanzitutto è a tutti gli effetti un ambiente di produzione, quindi quello che il SAD, l'ente, l'azienda che supporta il SAD o che supporta l'ente vede in questo contesto di ambiente di test è a tutti gli effetti quello che vedrà nel proprio ambiente, nell'ambiente di esercizio dello specifico ente. Ha però delle caratteristiche particolari. Innanzitutto è un ambiente non indicizzato, quindi tutto quello che viene fatto all'interno di quello specifico ambiente non è ricercabile nei vari motori di ricerca, è in qualche maniera noto soltanto a chi ha le corrispondenti URL di accesso. Ma direi soprattutto è un qualche cosa che permette di agire su quello che è un impianto di pre-esercizio in maniera oculata, cioè in maniera tale da non andare a sporcare né da un lato quello che è l'ambiente di esercizio dell'ente, quindi la my instance, tanto per capirci, né tantomeno, visto che poi ha ripercussione anche per il cittadino, l'ambiente MyPA dello specifico cittadino. Quindi quello che noi abbiamo ritenuto opportuno per questo contesto è quello di creare appunto un ambiente di test, mettere a disposizione delle utenze, delle credenziali per queste utenze particolari che serviranno esclusivamente nel periodo in cui i SAD assieme appunto agli enti, ai partner degli enti andranno a vestire questi LED, dopodiché finito quello che è appunto la parametrizzazione, finita l'azione di test da parte dei SAD, verrà condiviso il lavoro fatto, questo lavoro verrà quindi preso e importato nell'ambiente di produzione con un'operazione molto semplice e in quell'ambiente di produzione o di esercizio dell'ente verranno fatte ancora delle piccole così personalizzazioni, vanno riassegnati i task in poche parole, ma è una cosa molto molto semplice, molto leggera. Verranno effettuato magari un ultimo test per verificare che il comportamento in esercizio sia identico a quello che era il comportamento nell'ambiente di test e a quel punto lì il LED è pronto per essere a tutti gli effetti attivato. Ecco, nell'apposita qui cartella che ho evidenziato, quindi cartella parametrizzazione LED sempre nel contesto di MyExtranet, è riportato appunto quello che è il modulo con il quale noi vi chiediamo appunto venga in qualche maniera avanzata la richiesta di attivazione dell'ambiente di test. Ho un po' anticipato, se volete, questa slide. Vi ho appena raccontato appunto di che cosa si tratta, che cos'è questo ambiente di test e a chi è rivolto. In particolare mi sento di aggiungere ancora una cosa. Abbiamo detto per quanto riguarda appunto a chi è rivolto questo ambiente di test. Ma diciamo che nel contesto dei SAD è rivolto ai SAD e agli enti che appunto sottendono questi SAD. Ed è rivolto in particolare a queste realtà tenendo presenti di quelli che sono i partner tecnologici che affiancheranno SAD ed enti. Quella che è insomma quelli che sono i nostri auspici, noi vediamo un ambiente di test in corrispondenza di quella che è un'azienda che sviluppa per i SAD. Se poi questa azienda sviluppa per 1, 2, 3 SAD, per 5, 10, 30 enti, non è un problema, avrà questo suo ambiente, che quindi è un ambiente tecnico, anche se è in produzione, nel quale potrà fare tutto quello che serve per mettere a terra appunto e quindi per vestire su misura organizzativa degli enti sottesi quello o quegli specifici servizi digitali. Ecco, quindi da questo punto di vista, quindi, che cosa fanno i SAD e Regione del Veneto in questo contesto?
Ma quello che noi chiediamo ai SAD è qualche cosa che ho cercato di elencare in questa forma. Sono azioni che avete sicuramente già iniziato a fare, quindi scusate se magari ripeto cose che possono sembrare banali, ma direi che siccome stiamo per affrontare, anzi abbiamo già iniziato ad affrontare un percorso importante che ha compiti ambiziosi, direi che così, per fare una strada serena e proficua per tutti, la chiarezza è un fondamento proprio, direi, essenziale per poi muoverci ciascuno appunto nel contesto dei propri ambiti, operando con reciproca responsabilità, competenze, rispetto, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda i SAD, ci sarà, è stata già fatta, io credo, un'analisi delle necessità degli impianti iniziale e dei LED nel proprio contesto aggregativo. Quindi quello che ci aspettiamo sostanzialmente è che in accordo con noi, con Regione del Veneto, vengano definiti quanto prima possibile tempi e modi di rilascio degli ambienti di base per ciascun ente. Quindi ambiente di base, ripeto, sono gli ambienti o MyPortal 3 completo o MyPortal 3 solo LED verticali. Ecco, quindi quando è stata fatta questa scelta, indipendentemente ancora da quelli che sono i LED da mettere a terra su questi enti, noi ci mettiamo subito al lavoro per appunto portarci un po' avanti e rendervi disponibili questi ambienti nei tempi che sicuramente auspicate. Ecco, dopodiché verrà così verranno individuati quali sono i LED appunto che vorrete sviluppare, vorrete scegliere nel contesto degli enti del SAD, i LED di Regione del Veneto, e verrà individuato anche quello che è il nuovo LED da sviluppare. Ecco, su questo punto ho scritto con una certa flessibilità, perché dobbiamo assolutamente fare in modo di evitare doppioni, poiché il contesto in cui si opera nell'ambito appunto dello strumento messo a disposizione dalla Regione del Veneto è un contesto, direi, mutualistico, ovvero viene sviluppato uno specifico LED, quello specifico LED chiediamo venga sviluppato il più possibile in forma parametrica, di modo tale che abbia una caratteristica generale e quindi possa essere utilizzato da più enti. Bene, quel LED, una volta pronto, una volta sviluppato, viene messo a disposizione non soltanto di quell'ente, ma va ad arricchire quello che è il catalogo dei LED regionali. Quindi ho già detto tutto, se c'è un'aggregazione, un SAD che sviluppa il LED A, è bene evitare che l'aggregazione di fianco, quindi il SAD B, sviluppi anch'essa il medesimo LED perché con un dialogo magari preliminare se si verifica che l'obiettivo e anche le modalità con cui verrà sviluppato quel LED è analoga, sarebbe fare le cose due volte, quindi è meglio che evitiamo questo. Bene, poi seguono le necessità legate agli aspetti formali e tecnici inerenti alle varie richieste, seguono la formazione che Regione del Veneto metterà a disposizione nei confronti del SAD, seguono le fasi di parametrizzazione, personalizzazione e sviluppo, assieme ovviamente al proprio partner tecnologico, interagiscono con il proprio partner tecnologico, supportano enti e partner degli enti sia in termini formali che assistenziali, chiedono supporto tecnico al call center regionale, come abbiamo già visto anche 15 giorni fa, e quindi possono chiedere al bisogno anche una consulenza specialistica, degli incontri tecnici specialisti, nel corso dei quali, a fronte appunto di una preliminare indicazione di ciò che si vuole discutere, Regione del Veneto organizza un incontro assieme al partner tecnologico regionale e va in quel contesto, vado ad approfondire in quel contesto quelle che sono le tematiche che necessitano appunto di essere sviscerate, di essere approfondite. Regione si confronta, direi, sempre in maniera costante e coordinata con i SAD, senz'altro in fase iniziale per mettere a disposizione, come abbiamo detto prima,
gli impianti di base necessari. Ovviamente ci aspetta anche una parte di verifica dei formalismi e le azioni che ne conseguono. I processi li abbiamo visti, ripeto, la volta scorsa. Mettiamo a disposizione gli impianti, assolviamo le richieste rivolte al call center tramite l'organizzazione tecnica di supporto tecnico regionale, mettiamo a disposizione gli ambienti di test in produzione, eroghiamo in forma coordinata quella che è la formazione ai SAD. Qui prevediamo, come è già stato anticipato, almeno 2 tipi di formazione. La formazione che riguarda la parte di CMS, sostanzialmente di MyPortal 3, e la formazione, della quale avremo un primo assaggio tra una settimana, riguardante invece la personalizzazione e la costruzione dei LED in ambiente tecnico regionale. Bene, poi che cosa facciamo anche? Eroghiamo, come abbiamo detto prima, il supporto consulenziale ai SAD, recepiamo le richieste dei SAD sia di go-live dei portali e tutto ciò che compete insomma a questa parte, che la parte di pubblicazione dei LED no legacy in esercizio. Per quanto riguarda poi la parte invece dei LED legacy, stessa cosa, soltanto che abbiamo previsto in questo contesto una breve verifica funzionale assieme ai partner tecnologici dei SAD e ai SAD stessi per verificare insomma che non ci sia macroscopici, non ci sia niente che va a cozzare con le aziende. Sicuramente sono a supporto dei SAD degli enti, partecipano assieme ai SAD nei contesti regionali che i SAD stessi riterranno opportuni, quindi anche le aziende potranno partecipare alla formazione, potranno essere presenti negli ambiti, sui tavoli di consulenza e cose di questo genere. Attuano ovviamente quello che è loro affidato dai SAD. Per il nuovo LED supportano i SAD anche nel mettere a disposizione di regione la documentazione standard a corredo di un LED. Anche qui abbiamo previsto che il nuovo LED venga corredato, così come stiamo facendo appunto con i LED di regione, della scheda tecnica dello specifico LED, di un documento, file di parametrizzazione in cui verranno descritti i parametri appunto che vanno configurati per l'uso del LED, ed anche di un breve manuale che permetta di capire come si utilizza il LED stesso. Entrano poi in gioco assieme ai singoli enti nel processo di qualificazione dei prodotti, non mi ripeto perché abbiamo già visto la volta scorsa, e collaborano con Regione assieme ai SAD e agli enti per facilitare il processo di trasformazione digitale nella PA. Ecco, riprendo brevissimamente proprio le parole che esponeva prima il direttore quando ha detto è un percorso che stiamo vivendo tutti per la prima volta, è un percorso per me che vengo da zone montane in salita, lo sappiamo, ne siamo coscienti, quindi direi che questo modo di operare scatena quasi una sorta di processo partecipativo nel cercare di essere il più possibile aderenti sia a quelle che sono le esigenze degli enti e naturalmente dei SAD, sapendo appunto che stiamo costruendo un qualche cosa che nel contesto descritto riguarda il nostro SAD, il nostro ente, ma non solo. È un contesto che va ad arricchire, come si diceva prima, il catalogo regionale dei LED e di conseguenza va tarato con i dovuti aggiustamenti sia da parte appunto di quello che è il possibile processo trasformato da analogico in digitale, sia per quanto riguarda eventualmente il contesto nostro regionale, ove vi fosse qualche cosa che magari potrà risultare passibile a qualche aggiustamento, a qualche ulteriore messa a fuoco. E in questo contesto cosa posso aggiungere ancora? Per quanto riguarda la parte di pubblicazione, abbiamo previsto un processo di pubblicazione
dei LED, che non credo sia necessario riassumere, nel senso che ve l'ho già elencato. Si parte dalle premesse, si valuta se c'è o non c'è la necessità dell'ambiente di test in produzione a seconda dei LED che si vogliono attivare. Dopodiché si attua tutto quello che è di competenza appunto delle rispettive entità a seconda del fatto che sia un ente di un LED di un certo tipo, un LED di un altro tipo e quant'altro. L'unica cosa che diciamo così merita una parolina in più è questa. In tutto questo processo, fino ad arrivare appunto dall'idea iniziale della messa a terra o dello sviluppo di un nuovo LED al suo utilizzo da parte dell'ente specifico, c'è un'ultima fase che è la fase di pubblicazione del LED. Ecco, questa è, diciamo, nel contesto generale delle azioni da svolgere all'atto della personalizzazione, parametrizzazione, sviluppo del LED, test, messa a fuoco, eccetera, eccetera, è l'unica azione che noi chiediamo resti in capo a Regione del Veneto. Cioè, in altre parole, la pubblicazione del LED non potrà essere fatta direttamente né dal SAD né dall'ente in ambiente di esercizio. Perché questo? Ma perché la pubblicazione del LED innanzitutto va recepita anche da parte nostra, cioè è bene che noi teniamo traccia per certi versi di chi ha cosa e anche di chi ha cosa e da dove è partito eventualmente per mettere a terra quello specifico servizio digitale, qualora quello sia nato da un modello di LED già presente a catalogo. Dobbiamo gestire una sorta di versioning di base. Non solo, anche a livello poi, chiamiamolo politico, abbiamo la necessità di poter rispondere alle domande che ci vengono poste in termini di chi ha cosa, quanti enti utilizzano questo, quanti enti utilizzano quest'altra cosa, ma direi al di là di queste cose, quello che vogliamo assolutamente evitare, e questo lo dico non per i SAD, ma lo dico magari per gli enti più piccolini che si muovono o che magari risultano in questo momento fuori dai SAD, vogliamo assolutamente evitare che ci possa occorrere sostanzialmente un caso di questo tipo. L'ente è convinto di aver fatto tutto, di aver messo tutto a posto, dice vabbè porto il LED in produzione, sa che deve fare ancora quegli ultimi 2 o 3 test anche in produzione, magari inizia il test e poi una telefonata, una cosa e l'altra, si dimentica il LED acceso, si dimentica il LED pubblicato, il che significa che se il LED è pubblicato, quindi il cittadino lo vede. Il cittadino lo vede anche se l'ente non ha creato un collegamento nel proprio sito, se non ha creato un pulsante appunto per poter accedere a quel LED, perché esiste comunque la MyPA e quindi la MyPA è in ogni caso un motore di ricerca, quel servizio lo posso ricercare, lo posso trovare e il cittadino potrebbe fruirne. Ecco, questo va assolutamente evitato. Ecco, questa è la causa principale, il motivo principale che ci ha spinti ad assumere questa decisione, quindi a dire ok, quando è tutto pronto non è un problema, si invia un ticket, ovvero una mail, e noi andiamo a pubblicare appunto in accordo con l'ente quello specifico LED. Bene, concludo questa mia presentazione sostanzialmente con che cosa? Ma con un ritorno un attimo ai LED per ribadire 2 cose. Innanzitutto che questi non sono gli unici LED che bollono in pentola. Come aveva già anticipato il direttore, nell'ambito del progetto My City, Autorità Urbane, ci sarà un evento il 24 di questo mese, nel corso del quale verranno presentati oltre 20 LED verticali, che andranno quindi ad arricchire il catalogo dei LED verticali regionali disponibili. Quindi in questo contesto vi invito proprio a partecipare assolutamente a quell'incontro di modo tale da avere cortezza di quello che si sta facendo in altri contesti e quindi nel pensare al nuovo LED di tenere assolutamente conto di questa realtà.
Ecco, e infine direi che per quanto riguarda la parte di personalizzazione del LED, di creazione di un nuovo LED, come già anticipato fino dall'inizio di questo mio intervento, si rimanda all'ultimo webinar di questo ciclo dedicato ai SAD, che è previsto per giovedì prossimo, 17 giugno, sempre alla stessa ora. Per tutta la parte di sitografia, che è in continuo aggiornamento, quindi oggi non troverete tutto, entro questa sera troverete molto di più, perché è veramente under construction tutto quanto. Il riferimento è MyExtranet, in particolare per quanto riguarda la piattaforma abilitante servizi al cittadino e il prodotto MyPortal. Io direi che al momento ho concluso, quindi lascio la parola a chi mi segue, all'ingegner Marella. Grazie. Eccoci, mi presento, sono Alessandro Marella, lavoro per Engineering, che è il parte tecnologico della Regione Veneto. Mi ha tradotto prima Stefano De Colle, nel senso che andrò a mostrarvi, secondo programma, i LED messi in overview prima da Stefano nelle slide, i 12 LED, e tratterò quello che riguarda la parametrizzazione del LED, e poi andremo a vedere dei casi d'uso sulla prenotazione appuntamenti, nonché delle, diciamo, delle versioni semplificate del LED asilo e trasporto che sono state prodotte con la collaborazione del Comune Mogliano Veneto e sono a tutt'oggi in linea, sono in produzione. Io andrei a condividere a questo punto il mio schermo. E scusate un secondo. Eccoci qua. Penso vediate la mia, il mio browser aperto. Ok. Allora, prima di iniziare però volevo farvi una overview sui LED per mettere un attimo in ordine tutti gli elementi. Allora, sappiamo che il paradigma dei LED va compreso secondo il modello dei tre pilastri, le tre colonne portanti di questo scenario MyPortal, ovvero il portale dell'ente, il portale del cittadino e il portale dell'operatore. Sappiamo benissimo che il portale dell'ente è il portale MyPortal, che eroga i siti istituzionali degli enti, gli enti del territorio. Il portale del cittadino è la MyPA, quindi un motore di ricerca dove il cittadino tramite la funzione di ricerca individua i contenuti di interesse e nello stesso tempo, tramite un accesso all'area personale, si apre il mondo di tutta la parte delle domande che il cittadino ha rivolto verso le pubbliche amministrazioni, che sono state istanziate tramite i LED, ma non solo, perché ci sono anche delle pagine sui pagamenti, sui contenuti preferiti, eccetera, ma non è questo l'interesse per adesso. Il terzo elemento fondamentale è la My Intranet, che è il portale degli operatori. Quando si parla di LED, si parla di, in pratica, istanze di procedimenti realizzate tramite il prodotto MyInstance, che chiaramente insiste sulla MyIntranet dell'ente. Quindi tutto lo scenario parte proprio da questo back office, che sicuramente andremo a studiare o comunque a presentare meglio nella prossima occasione del webinar del 17. Cos'altro dire? Vi mostro cosa significa MyPA. Nella parte non autenticata, chiaramente, siccome ho delle sessioni aperte, devo portarmi un attimo in una situazione pulita. mypa.regione.veneto.it. E probabilmente ho dei cookie dentro.
Proverò a farvi un esempio, scusatemi. Abbiate pazienza un secondo. Adesso io sto eseguendo chiaramente un accesso con MyID e entrerò con un utente di supporto. Nella situazione, diciamo, pulita, il cittadino apre il portale MyPA e atterrerebbe a una situazione di questo tipo, cioè effettuerebbe una ricerca e troverebbe dei risultati, diciamo, in questo pannello, tra cui, per quelli che sono magari i servizi, andrebbe proprio a individuare la richiesta di iscrizione al trasporto scolastico che è stata attivata sul Comune di Mogliano. Cioè l'elemento LED alla fin fine, a conti fatti, esce nella MyPA come risultato di un'azione di ricerca da questa finestra. Okay? Quando io clicco da questo titolo, atterro sul Comune di Mogliano e questa è la scheda istanza. La scheda istanza è una pagina che pubblica il portale MyPortal tutte le informazioni inerenti al LED. Da qui il cittadino viene un attimo a rendersi conto della domanda, come è fatta, quali sono i requisiti, qual è la documentazione da presentare, dopodiché con un accesso a questo pulsante attiva il LED. Alessandro, ti chiedo scusa, stiamo vedendo ancora la slide generale, quella di MyPA, quindi non so se stai presentando. Trovo un attimo in difficoltà. Quindi non vedete quello che sto applicando praticamente. No, esatto, vediamo la pagina, accedi a MyPA, entra con Speed, accedi quella generale, cosa è Speed, perché accedere con Speed, che differenza c'è tra social e Speed? Okay. Allora facciamo così, provo a condividere tutto lo schermo, che forse potrebbe essere la soluzione. Sì, grazie. Pensavo di condividere le finestre, ma diventa un po' impegnativo. Adesso vedete la richiesta di iscrizione al trasporto scolastico? Sì, ti confermo, va benissimo adesso. Ok. Quali sono stati i passi che ho fatto? Questa l'avevate vista, la ricerca sulla MyPA? No, Okay. riparti cortesemente dal passo iniziale. Ok, io chiaramente ho aperto la MyPA, avevo varie finestre aperte, quindi sono direttamente entrato nella sessione autenticata. La sostanza è che quando si entra nella MyPA, diciamo che fatto o non fatto l'accesso, c'è la possibilità, all'area personale, c'è la possibilità di fare una ricerca. In questo modo il cittadino trova opportunamente, poi configurando i filtri che sono, diciamo, a sinistra e sotto qui nel menu, diciamo, orizzontale, va a individuare l'elemento di interesse. In questo caso io ho cercato per la parola trasporto sui servizi erogati dagli enti, diciamo, che insistono sul proprio sistema MyPortal, che sono indicizzati quindi. E guarda caso abbiamo trovato la richiesta di iscrizione al trasporto scolastico che è stata attivata da poco dal Comune di Mogliano Veneto per la richiesta appunto delle iscrizioni a questo servizio erogato dagli uffici dei servizi scolastici del Comune. Cosa significa? Quando il cittadino ha letto questa introduzione, cliccando sul titolo, apre la scheda istanza, cioè apre in pratica la scheda di presentazione del LED che mette in ordine tutti gli elementi di cui il cittadino deve essere al corrente prima di affrontare la domanda. Quindi ci sono i termini essenziali per richiedere questo servizio all'ente fino addirittura alla documentazione da preparare preventivamente per sottoporre la domanda. Quando, diciamo, ho fatto accedi e compila la domanda, questa è già la forma di compilazione della domanda. Vedete che è fatta in una forma, diciamo, abbastanza standard con
degli step, quindi sono dei quadri praticamente che vanno riempiti secondo l'obbligatorietà che è stata configurata. Col tasto avanti si procede per arrivare a uno scenario conclusivo che si chiama riepilogo, nel quale il cittadino dà conferma ed invia la domanda. Quando il cittadino ha inviato la domanda, dovete immaginarvi una situazione di questo tipo. Adesso ve la individuo un attimo, che sono domanda. Ecco, lo scenario delle domande che ha sottoposto questo utente di supporto, okay, al Comune di Mogliano sono queste e sono state raccolte, diciamo, in fase di anche di test, ma comprendono tutte le domande che abbiamo fatto anche nella fase di preproduzione. Vedete che il cittadino ha la possibilità di consultare lo stato della domanda, possono essere in corso oppure già concluse, secondo i vari scenari, cioè può essere stata conclusa con successo, potremmo nello specifico nel workflow. Il senso è che il cittadino in una MyPA ha visione della sua pratica, quindi il numero di istanza, dello stato della pratica, dell'ente specifico a cui ha rivolto la domanda, del servizio, la data di apertura e di tutti gli allegati che vanno a corredo di questa domanda. Se noi individuiamo una situazione, diciamo, particolare, di conseguenza troveremo degli allegati che vanno a giustificarla. Questi allegati sono sia quelli che ha caricato il cittadino, sia quelli che ha pubblicato l'ente, che li ha consegnati al cittadino, secondo le forme canoniche, cioè secondo la prassi del protocollo in uscita di un documento firmato e che l'ente conosce benissimo, insomma. Ecco, questa è la parte, diciamo, visibile al cittadino. Se guardiamo invece la parte interna, e in questo senso però mi riporto ad un ambiente di collaudo che si chiama CDEMO 7, che magari vedremo anche la prossima volta. Quando io entro nella My Intranet, a questo punto, vi faccio notare che si arriva su una scrivania con un menu a sinistra che apre una serie di funzioni, insomma, di applicazioni. Queste funzioni sono attivate secondo il profilo dell'utente che accede. La My Instance è il prodotto che ci interessa e la My Instance in questo senso mi dà questo pannello completo, perché sono amministratore, di tutte le funzioni che servono a gestire i LED. Allora, c'è una separazione tra il mondo operativo, quindi attività, e panoramica attività. Adesso io non ho attività aperte, e il mondo, diciamo, di configurazione, che sono procedimenti, workflow e report. Vado al sodo. Quali sono i procedimenti? Alla fin fine sono questi che vediamo qua. Cioè un procedimento è un elemento in questa tabella. Su CDEMO 7 ne vedete abbastanza, poi li riepilogo su un documento che poi vado ad aprirvi, insomma ve lo racconto. Questi LED sono, diciamo, quelli che ha messo Stefano De Colle prima nella presentazione, sono i 12 LED più qualcuno di nuovo, ovvero quelli di Mogliano nella forma semplificata. E il procedimento è in pratica una situazione del genere. Sono 3 parti. Gli elementi fondamentali che lo distinguono come, diciamo, oggetto dentro questo prodotto, quindi questo è il nome identificativo con dei parametri di, tra parentesi, anche i tag che sono necessari per la ricerca nella MyPA, una seconda parte che è il workflow che è agganciato al LED e una terza parte che è la scheda istanza. Allora, brevemente, la scheda istanza che abbiamo visto prima, per la situazione di esempio che abbiamo visto qui, vedete, questa è la scheda istanza che vi ho mostrato, corrisponde alla configurazione che abbiamo a questo tab. Okay? Il fatto che poi, fatta la domanda e parta tutto un workflow che prevede una lavorazione
diciamo, prettamente di back office, ma con salti eventualmente al front office utente, alla MyPA per la completazione, se ci sono degli elementi di risposta, ecco, è tutto trattato dentro questo scenario del workflow. Aggiungo che ci sono anche i report, e sono questi, semplicemente sono degli elementi JRXML, sono dei file Java report formato, insomma, che vi ho detto, e dove in pratica io ottengo le stampe delle domande. Vi faccio un esempio giusto per capire il caso d'uso. Vediamo un secondo se trovo un elemento da mostrarvi. Vediamo da qua. Ok, sono entrato nella mia area personale, sono in collaudo, ok? Non sono diciamo, nella produzione. Volevo mostrarvi brevemente cosa significa report. Significa tenere un PDF come questo. Ve lo mostro, questo è un esempio, insomma. Una stampa di un modulo che resta in mano al cittadino quando fa la domanda. È lo stesso, diciamo, è la controparte del cartaceo che andrebbe a presentare di persona allo sportello fisico. Quando il cittadino completa la domanda otterrà nella MyPA un elemento del genere, cioè un documento PDF stampabile. Volevo anche mostrarvi, quando ho detto prima che l'elemento, diciamo, l'istanza nel corso del workflow potrebbe essere rimbalzata un'altra volta al cittadino, vedete che potrebbe essere questo, un'iscrizione all'asilo nido comunale dove io devo continuare la compilazione da questo click. Chiaramente questo è un ambiente di test e ci sono in ballo varie prove. Comunque fate conto che si aprirebbe comunque una form da qui. Torniamo alla My Intranet, andiamo ai workflow. Questi sono tutti i workflow. Ne prendo uno di riferimento, che è quello di richiesta del trasporto scolastico semplificato. Tenete presente che i workflow partono da un modello, diciamo, standard, nel senso che noi dobbiamo partire da un modello con una compilazione della domanda che avviene in questo tondo, con dei rami che sono dei percorsi che fanno finire con dei tondi neri che chiudono l'istanza di fatto, secondo diciamo, secondo il processo di business che sta dietro, ok? Quindi se io ho un percorso di questo tipo, dovete immaginarvi che entra la domanda, verrà accolta, verrà verificata, verrà, diciamo, accettata, rifiutata o archiviata. Se viene accettata si passa all'attesa di una graduatoria che andrà poi a, diciamo, a determinare un task verso il cittadino che deve accettare o meno il posto, ok? Quindi accettazione posto, rifiuto posto, o una chiusura perché i posti sono finiti. Questo è un modello di LED semplificato che poi comunque andremo a vedere meglio. Tenete presente che gli altri LED sono più o meno dello stesso tipo. A dire il vero però risentono un po' della forma, diciamo, di partenza in cui si consideravano dei casi ben più vasti. Vedete che questo, per esempio, del cambio residenza è ben più articolato. In questo senso i due attivati su Mogliano, trasporto e asilo, risultano di per sé molto più semplici. Andremo a vedere meglio queste implementazioni, penso, alla volta del 17. Ecco, questo è lo scenario generale dei LED. Io spero di avervi dato gli elementi, diciamo, essenziali. Mi mancava di dirvi, se può essere utile, che l'accesso comunque al LED può essere veicolato anche tramite dei pulsanti come questi. Vedete che il Comune Mogliano li ha ben presentati
in prima pagina. Okay? Anche nei ambienti cloud abbiamo delle situazioni simili in cui mettiamo proprio davanti nelle demo dei pulsanti che vanno direttamente ad aprire la scheda istanza da qua. Quindi il cittadino potrebbe venire a conoscenza del LED anche dalla home, per esempio, o da pagina interna del comune. A questo punto andrei a trattare questo sommario, questo elenco. Okay? Cioè andrei un attimo a presentarvi i 12 LED che abbiamo visto prima nelle slide presentate dal dottor Del Colle. Allora, vado un attimo in sintesi. Allora, abbiamo detto che ci sono dei servizi, quindi dei LED, che non hanno di per sé delle interazioni con i legacy, e erano l'autocertificazione, cioè è un LED molto semplice che serve al cittadino a compilare un modulo che autocertifichi, per esempio, la nascita, qualsiasi diciamo, atto che può essere autocertificabile, che possiamo dire anche non sia già trattato in altre forme, per esempio da altri portali come ANPR o altri che possono essere già utili per fornire queste certificazioni. Questo è un LED che va chiaramente preso e fatto evolvere nella direzione che si vuole prendere per quel singolo ente, in modo che sia disponibile al cittadino appunto una specifica autocertificazione. Il filo diretto, già detto prima, se ben ricordo, consente al cittadino di fare una segnalazione all'ente tramite una form, come abbiamo visto prima, inserendo dei dati. Banalmente sono un oggetto, una breve descrizione dell'elemento che si vuole sottoporre all'amministrazione locale, anche con la diciamo, indicazione su mappa del punto di interesse. Facciamo per esempio finta la segnalazione di una buca in strada o una lampada rotta su una piazza. Ecco, questo potrebbero essere delle segnalazioni. È in evoluzione ed è praticamente disponibile una forma più strutturata di una segnalazione che potrebbe arrivare anche direttamente dall'operatore tramite interfaccia di back office. Quindi viene alimentato questo procedimento sia dalla MyPA, dal cittadino che lo individua il LED dalla MyPA e quindi fa la segnalazione, sia dall'operatore che riceve la segnalazione magari telefonicamente o tramite lo sportello fisico, e che accede al back office per, diciamo, introdurre lui questa segnalazione per conto del cittadino. Ecco, mi riferivo a questo filo diretto nuovo. La richiesta appuntamento, che magari andremo a vedere dopo, consente al cittadino di andare a prenotare delle risorse che l'ente ha messo a disposizione. Per risorse intendiamo, per esempio, un appuntamento con l'ufficio comunale, con anche un assessore, una figura politica o amministrativa dell'ente, o qualsiasi altra risorsa che si voglia stanziare per l'ente. Il giro è sempre lo stesso: pubblicazione del LED, accesso tramite portale o tramite MyPA, si sottopone la domanda e si individua lo slot di interesse, parte la richiesta e viene gestita, con possibilità anche di cancellarla se non è poi più confermato quell'appuntamento. Passiamo adesso ai servizi che sono considerati diciamo interfacciabili col software di terze parti, con i servizi legacy che insistono sull'ente. Partiamo allora con l'asilo nido. Ci sono due versioni diciamo a disposizione. Ecco, tutti questi LED che vi sto mostrando sono piazzati su questa istanza CDEMO 7 di collaudo della Regione Veneto, quindi li vedete qua in sostanza, uno dopo l'altro. Questo documento vuole soltanto mettere in ordine un po' sia i riferimenti alla documentazione che alla parametrizzazione che alle schede istanze. Allora,
l'iscrizione all'asilo nido consente al cittadino di, come abbiamo visto prima per il trasporto, ma sulla falsariga del trasporto anche per l'asilo nido, arrivare alla scheda istanza, sottoporre la domanda per chiedere l'iscrizione del bimbo al servizio dei nidi che l'ente pubblicherà secondo il bando, l'ultimo bando disponibile. C'è una versione semplificata, diciamo, qui sotto, che è quella che abbiamo attivato già su Mogliano, e la sostanza è che, in sintesi, c'è un'accettazione della domanda, una verifica dei requisiti perché la domanda sia considerata accettata o meno, dopodiché si segue la parte di, diciamo, presentazione, insomma, della graduatoria separatamente all'ED, e quindi tramite l'ED l'accettazione del posto o rifiuto. Questa è la sostanza. Sulla mensa, ecco, come l'asilo abbiamo anche il trasporto, ok? Qui è chiamato come scuolabus, è la stessa cosa. Chiedo il servizio, faccio la domanda viene accettata, arriva una graduatoria, accetto il posto o lo rifiuto. C'è un altro elemento che fa parte dei servizi, diciamo, rivolti alla scuola, che è la richiesta di servizio di mensa scolastica, dove in particolare viene gestita la parte di richiesta di diete particolari. Okay. Ecco, con questo, quindi mensa, asilo e trasporto, si chiude l'ambito, diciamo, scolastico. Poi arriva un altro ambito che è quello delle iniziative culturali, patrocinio, spazi comunali. Allora, sono dei LED in cui diciamo, si fa in questo caso domanda come associazione per proporre un'iniziativa al comune, e poi c'è diciamo, nella domanda vengono raccolti dei dati che sono poi alla verifica e valutazione dell'amministrazione perché sia poi concesso o meno questa iniziativa, che sia approvata o meno secondo un certo programma promosso dall'ente. Sul patrocinio più o meno il LED è lo stesso, si tratta di presentare una richiesta e l'ente va a dare la concessione o meno del patrocinio comunale per quell'iniziativa. Sullo spazio comunale c'è una gestione di sale, teatri, eccetera, che viene diciamo, messa a disposizione tramite questo LED, in cui il cittadino anche qui troverà la disponibilità di queste risorse e il cittadino andrà a prenotarle tramite la form che è stata messa a disposizione. Dietro ci sta comunque tutta la verifica secondo il workflow. Ecco, forse quello più, diciamo, articolato è la richiesta di cambio residenza. Questa è stata strutturata in base all'analisi svolta dal Comune di Thiene e anche col contributo del Comune di Padova, ed è un LED complesso. Diciamo che è quello che vi ho mostrato prima nel workflow, che era molto molto vasto. Non è solo una complessità a livello di workflow, ma anche a livello di raccolta dei dati, perché nel cambio residenza chiaramente si deve presentare domanda, chiedo scusa, si presenta l'istanza di cambio residenza, quindi vanno raccolti tutti i dati della persona richiedente più il nucleo familiare, con tutti i dati poi catastali, eccetera. È una forma abbastanza lunga, però tutto sommato la difficoltà è stata solo mettere in ordine tutti gli elementi. Nel workflow diciamo che in questo caso del cambio residenza c'è anche un ragionamento sulla possibilità di interfacciarsi su una banca dati di anagrafe in modo da poter estrarre questi dati e poterli, diciamo, inserire automaticamente nella domanda. Quindi il LED tratta anche questa integrazione. Vado avanti, certificati anagrafici, chiaramente qua si tratta di chiedere
all'ente la produzione di un certificato, per esempio di stato famiglia o qualsiasi altro che sia, diciamo, cablabile in questo LED. Banalmente il LED viene poi implementato è stato implementato con un workflow, direi, semplice, in cui alla fine l'ente carica il certificato che il richiedente ha chiesto tramite la form. Per ultimo, sulla carta d'identità, si parla di carta d'identità elettronica. Qui viene trattato il procedimento di richiesta della CIE e viene anche gestita tutta la parte di documentazione, perché magari si chiede per conto di un minore, poi ci sono magari delle firme da portare perché ci deve essere il consenso all'espatrio, eccetera. La sostanza comunque è che dopo nel workflow, passo dopo passo, si arriva comunque alla comunicazione che la richiesta è andata a buon fine, e poi l'ente configurerà a dovere la parte, diciamo, effettiva della consegna, magari trattata non prettamente tramite il LED, ma tramite i canali che, insomma, prevede secondo questo servizio. Tengo la consegna della scheda, insomma. Ecco, questi sono i 12 LED, di cui abbiamo messo con l'asterisco quelli che sono già in campo o lo saranno a brevissimo, quindi filo diretto, la richiesta di appuntamento e sicuramente questo dell'asilo e del trasporto scolastico. Mi fermo un attimo per chiedere a Stefano se posso passare alla questione della parametrizzazione. Io direi di sì, Alessandro. Ti ringrazio intanto per questa prima parte di esposizione. Se permetti, aggiungerei soltanto una piccola cosa che faccia capire appunto chi ci sta seguendo il perché abbiamo optato in questo primo momento, diciamo, per una fase semplificata su 2 LED, che sono quelli che ha menzionato appunto l'ingegner Marella. Allora, fermo restando che l'obiettivo di Regione è quello di mettere a disposizione degli standard, quindi dei processi standard che permettano poi di essere vestiti su misura di ciascun ente, tenendo presente di quelli che sono poi i compiti, in particolare affidati SAD in questo contesto proprio di passaggio al digitale, di aiuto alla transizione digitale, di quali elementi proprio fondanti, direi importanti di questo processo generale. Che cosa è successo? Abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo. Abbiamo detto, bene, per poter così riuscire a vedere anche dal vivo quelli che sono dei LED che utilizzano, almeno potenzialmente, dei legami con i software di terze parti, e i 2 LED, richiesta di iscrizione all'asilo nido e richiesta di trasporto scolastico, utilizzano perlomeno, hanno necessità quantomeno di legarsi con il protocollo. Noi abbiamo fatto un'osservazione di questo tipo. Abbiamo detto, per quanto riguarda i legacy, come sapete, ma per chi magari non c'era la volta precedente, riassumo in 2 parole, Regione, qual è stata la scelta di Regione? La scelta di Regione è stata quella di mettere a disposizione sostanzialmente delle interfacce standard. Cioè, noi non abbiamo un'interfaccia verso il protocollo del fornitore A piuttosto che il protocollo del fornitore B. Noi abbiamo un'interfaccia generica che descrive un'interfaccia unica, più che generica, un'interfaccia unica, tra l'altro aggiornata proprio in questi giorni, e gli aggiornamenti sono disponibili su MyExtranet, tramite il quale il prodotto regionale si aspetta di interloquire con quello che è il software di protocollo di terze parti. Stessa cosa per quanto riguarda l'interazione con l'anagrafe. Ecco, allora, visto che c'era una certa, non so che termine utilizzare, insomma, diciamo volontà sia da parte appunto di un ente che si è dimostrato da subito interessato ad attuare, in attesa di quelle che saranno le evoluzioni e gli sviluppi grazie ai SAD,
due LED che utilizzano in particolare appunto questo legame con il protocollo. Abbiamo optato per una piccola, diciamo, variazione su quello che è il progetto generale di integrazione totale, cui in particolare i SAD sono chiamati ad intervenire, quindi il compito in particolare di legare quello specifico servizio digitale con i legacy è un compito affidato ai SAD, di messa a terra proprio verso gli enti del territorio. Ebbene, abbiamo comunque ritenuto interessante, anche in un contesto più ampio di standardizzazione, così riuscire a descrivere e poi a realizzare su due esempi concreti, su due LED, quello che è un funzionamento, che descrivo in poche parole tra non molto, di legame semplificato, ovvero monodirezionale verso il protocollo. Che cosa è stato fatto per Mogliano in particolare? Proprio sempre in un'ottica generale, ripeto, non per lo specifico ente. È stato attuato un processo di questo tipo. Allora, innanzitutto, come avevamo accennato l'altra volta, ribadisco che in questo contesto noi riusciamo ad individuare per ciascun servizio digitale perlomeno due componenti essenziali, che sono la domanda e poi quello che è il workflow sostanzialmente. Ecco, noi abbiamo scelto di disegnare appunto un workflow semplificato, che nel momento in cui viene recepita la domanda del cittadino, esattamente nello stesso modo con cui viene recepita la domanda che poi fa capo ad un workflow che si integra totalmente con il protocollo in maniera bidirezionale, bene, l'abbiamo concepita in modo tale che quella domanda si presenti al protocollo dell'ente in che forma? Si presenti sostanzialmente al protocollo dell'ente mediante l'invio di una PEC. Ripeto, questo è un processo semplificato proprio per sperimentare questo tipo di funzionalità dei LED in attesa degli sviluppi appunto che seguiranno poi tramite i SAD nell'integrazione globale con i legacy. Ecco, e quindi questo LED sviluppa questo tipo di semplificazione e quindi di dialogo con l'ente che lo ha messo in atto, che lo ha messo a terra e che lo sta utilizzando proprio in questi giorni. Non solo, abbiamo avuto modo anche di affrontare e quindi discutere e di nuovo attuare delle semplificazioni di processo nel passare da un processo di tipo analogico a un processo di tipo digitale. Abbiamo attuato una sorta di reingegnerizzazione sul campo che ha permesso appunto di far sì che quella specifica domanda abbia un punto d'ingresso, il protocollo, e un punto di uscita, il protocollo, e tutto ciò che succede in mezzo venga gestito con modalità un po' più snelle, anche per dare l'opportunità in questo preciso momento agli operatori dell'ente di prendere un po' di confidenza, di pratica con queste nuove metodologie, con queste nuove tecnologie. Ma lo abbiamo fatto anche perché la realtà dei comuni italiani, quindi anche la realtà veneta, è una realtà che è composta da un elevato numero di comuni medio-piccoli. Penso ai tanti comuni piccoli sia giù verso l'Origino che su verso la zona, le zone montane sostanzialmente, dove magari sì, un processo gestito, almeno in prima battuta, totalmente in digitale, potrebbe risultare un po' indigesto da parte dell'operatore dell'ente che magari si troverebbe costretto a fare 3 click anziché uno solo perché il processo prevede ruoli distinti a seconda dell'ambito in cui si trovi. Ecco, questa semplificazione vuole anche far capire in sostanza, e quindi chiudo, che sono concepibili e così attuabili dei servizi digitali, dei procedimenti che facciano vivere la medesima esperienza d'uso totalmente digitale del cittadino, da un lato, e dall'altro lato comunque non sconvolgano quello che è un modus operandi per un operatore di un ente, soprattutto qualora
questo operatore non abbia un solo cappello, ma ne abbia 2, 3, 4, e questo è un contesto appunto molto ricorrente, soprattutto negli enti piccoli. Ecco, questo è un po' il motivo anche di questa sperimentazione su questi 2 LED semplificati. Ecco, Alessandro, ritorno la parola, grazie. Eccomi. Allora, provo. Allora, condivido lo schermo ancora. E riprendo un attimo il discorso sulla parametrizzazione. Allora, quando si parla di parametrizzazione intendiamo tutta quell'attività necessaria per, diciamo, correggere e configurare il LED degli elementi specifici dell'ente. Vi faccio un esempio. Il fatto che per esempio nella stampa della domanda ci sia un'intestazione con dei dati di riferimento sull'ente, sull'ufficio competente per quel servizio, eccetera, piuttosto che nella stessa form ci siano degli elementi specifici dell'ente, come per esempio al quadro di caricamento di un pagamento ci sia un campo di testo che descrive che il pagamento va fatto in un certo modo con pago PA, ma la retta fa riferimento al regolamento e per l'anno in corso si prevede diciamo, una prima rata di 100 euro. Ecco, tutti questi elementi sono già, diciamo, scritti, configurati nell'ED in una forma la più generale possibile, ma è chiaro che quando si va a contestualizzare l'ente ha bisogno di mettere i dati, diciamo, corretti, le etichette corrette, i testi corretti. Quindi la sostanza è andare, per esempio, in un qualsiasi LED, come questi, vedete, a sistemare i dati specifici. A dire vero, su questa parte, diciamo, iniziale, la configurazione è abbastanza standard, compresa la tagatura AGID. Sicuramente si comincia con la parte di scheda istanza, dove qui chiaramente siamo in un ambiente di collaudo, va preparata la scheda istanza, cioè vanno scritti tutti i testi che vanno a creare questa pagina di presentazione, ok? Come questa. Dopodiché, per quello che riguarda la parte del workflow, che viene di fatto configurato in questo punto del MyInstance, si va a mettere nei giusti punti tutte quelle informazioni raccolte specifiche dell'ente. Per esempio, per la domanda si va a mettere banalmente la denominazione dell'ente in questo campo, ok? Questo automaticamente va a propagarsi su tutti i blocchi che vediamo nel workflow, a seconda che siano dei task interni piuttosto che un task esterno, come in questo caso il compila domanda, piuttosto che anche in altri task che non sono delle form operatore o cittadino. Okay? Quindi la parametrizzazione significa raccogliere, è sicuramente una parte importante, e implementare, riportare all'interno di questo workflow i dati. Per la raccolta di questi dati sono state predisposte delle schede. Io vi faccio un esempio, okay? Di cui sicuramente mi fa comodo questo, perché andremo poi a vederlo, quello della prenotazione appuntamenti. Vedete che qui, in questo Excel, abbiamo una tabella vuota, okay? Con dei piccoli help, in cui vado a censire poi riga per riga, per tipologia, tutte le singole risorse e gli slot che l'ente metterà a disposizione al fine della prenotazione da parte del cittadino. Cioè metterò che per la tipologia
uffici, l'ufficio anagrafe accetta in questi orari, diciamo con questi slot da A, primo, secondo, terzo, in questi periodi, accetta le prenotazioni. Okay? Chiaramente questa è una forma di raccolta dei dati specifica per il censimento delle risorse. In altri casi, per esempio potrebbe essere questo, raccogliamo in questi tab dei dati in questa forma, cioè per ogni campo specifico si riporta un esempio e va chiaramente messo un valore che è quello specifico dell'ente. Quindi una volta che l'ente, diciamo, il soggetto coinvolto nella lavorazione di questo LED, quindi l'ente, SAD e le aziende che partner dei SAD, andranno a, secondo il processo esposto da Stefano, a fornirci questa parametrizzazione tramite questi template alla versione 1, ma potranno essere evoluti, e poi questo servirà alla parametrizzazione del LED per poi metterlo effettivamente in campo. Cioè, intendo metterlo nella forma finale di verifiche ultime di gestione domanda, stampe e attraversamento del workflow fino alla conclusione dell'istanza. Nel momento in cui funziona tutto, si mette un timbro e il LED è pronto ad essere esposto in produzione. Quindi, ripeto, l'ho già detto anche prima, esposto in produzione significa viene indicizzato sulla MyPA, il cittadino lo individua tramite ricerca e anche l'ente può esporre un link nella home o pagine interne per raggiungere la scheda direttamente dal portale. Questa è la parametrizzazione. Ci sono anche altre documentazioni che fanno, diciamo, sostegno a questa parte. Ci sono delle note tecniche particolari, specifiche per il LED di prenotazione, piuttosto che per il trasporto scolastico o l'asilo, ma quelle che per esempio troverete già sulla MyExtranet sono quelle che vediamo qui, come questa, insomma, magari qualcuno di voi le avrà già viste, sono dei PDF, diciamo che vanno a descrivere e a dare un'idea del workflow che viene diciamo, adottato per l'implementazione del processo. Okay? Quindi questa è una scheda tecnica descrittiva. Ecco, passerei a questo punto alla parte di prenotazione appuntamenti. Stefano, posso procedere? Direi di sì a questo punto. Non sento nulla. La prenotazione appuntamenti la voglio descrivere partendo dalla scheda istanza. E questa è la scheda istanza esposta dal comune di Demo 7. Ho aperto il link, mi si è aperta la scheda. La scheda è di demo, quindi va sicuramente predisposta nel caso specifico dell'ente. Vi faccio notare che con il click vado ad aprire la form. L'utente logato sono io, sono un supporto MyPortal, residente in metodi dati di fantasia, ovviamente. Ci sono praticamente dei dati anche in forma aperta, quindi chiedo un apportamento per test. Devo decidere la tipologia di risorsa che va praticamente per il quale si chiede lo slot dell'appuntamento. Qui per esempio chiedo un appuntamento per l'ufficio anagrafe. E cosa abbiamo visto? C'è stato un attimo, qualche secondo di caricamento. In pratica il sistema adesso mi propone di prenotare uno slot
però diciamo, mi fa scegliere un periodo, diciamo una certa finestra che io potrei mettere banalmente attorno alla metà di giugno, ok? E il sistema mi presenta quindi gli slot. Questi in pratica sono gli slot che io ho raccolto tramite quell'Excel e ho configurato dentro il sistema. Per esempio, direi, non so, il 15 giugno tra le 11 e le 11:30 vorrei parlare con qualcuno dell'ufficio anagrafe del comune di Cidemo 7. Okay? Nessuna nota. Vado al riepilogo e verificato che è tutto corretto faccio il via. Questa è la situazione classica, non c'entra con la prenotazione, quindi qualsiasi cittadino che fa una domanda si troverebbe in questo scenario. Con vai alle domande trovo che mi si è aperta una riga nel mio fascicolo, nella sezione domande ho che la pratica 17 del 2021 per il comune di Demo 7 è una prenotazione appuntamento in cui eventualmente posso anche fare una disdetta in pratica, no? Questo è il PDF della stampa che potrei farmi insomma cartacea o comunque la tengo qua nella mia MyPA. Lato interno, cosa succede? Succede che il procedimento adesso è un'istanza che vedo qui trattata come riga in panoramica attività, l'operatore non deve far nulla perché il procedimento in questo caso è semplice, è tutto automatico e si va praticamente ad attendere che questo appuntamento sia dato al cittadino. Se ci fossero delle situazioni diciamo che vanno un attimo a mettere in difficoltà questo appuntamento, chiaramente il back office dovrebbe trattare la prenotazione di conseguenza, cioè contattando il cittadino per eventualmente spostare l'appuntamento o dare insomma le indicazioni necessarie della variazione. Okay? Il fatto sta che comunque dalla parte dell'operatore si apre anche un altro applicativo di cui non avevo mai parlato fino ad oggi, che è MyCalendar, che è un sistema che si integra sul MyInstance, in questo caso, perché stiamo trattando prenotazioni. Vedete che qua abbiamo le tipologie, che sono quelle che abbiamo preventivamente caricato, e qua ci sono le risorse. Per esempio per l'ufficio anagrafe abbiamo nel calendario che ci sono delle prenotazioni in corso. Ecco, quella che ho fatto io dovrebbe essere questa qui. Okay? Adesso sulla prenotazione appuntamenti si apre tutta una trattazione specifica del LED perché c'è la possibilità comunque di gestire la prenotazione lato MyCalendar, però io posso anche intervenire lato MyInstance, ma in ogni caso nella situazione diciamo canonica, se noi andiamo a vedere il workflow è tutto molto semplice. Vediamo un secondo, il workflow è questo, vedete questo è un workflow, è il workflow agganciato dal LED di prenotazione appuntamento, questa è la domanda che ho fatto, questi sono tutti dei passaggi automatici, la cancellazione è in capo diciamo, al cittadino, perché abbiamo visto che c'era quel clic alla completa domanda con cui io potevo cancellare. Se il tempo passa, si arriva alla prenotazione, va tutto a chiudersi automaticamente a questo tondo. Okay? Ecco, questo è la prenotazione, è un caso diciamo di LED che tratta nello specifico le prenotazioni e quindi l'integrazione con MyCalendar. Io direi che questa parte potremo eventualmente ampliarla al prossimo webinar. Detto questo, se Stefano De Colle è d'accordo, passerei a Mogliano. Cioè, scusate se dico Mogliano. Mogliano perché è l'ente con cui abbiamo collaborato e che ha messo in campo questi due LED. L'iniziativa
è stata descritta prima poco fa da Stefano, è nata per la volontà della Regione Veneto di creare dei LED semplificati e valutare questa semplificazione in maniera molto, direi anche pragmatica, no? E molto pratica anche, interfacciandoci con l'ente e cercando di recepire i bisogni, le necessità e anche i punti di vista, non partendo da zero, ma partendo da un asilo e da un trasporto. Quindi noi avevamo già 2 LED pronti e ben configurati, ma si pensava di tradurre tutto in una forma più semplice, chiaramente al prezzo di spostare il lavoro dal LED verso il back office. Cioè la semplificazione è stata tarata, d'accordo con il caso d'uso di Mogliano, cercando di bilanciare un attimo le parti. Cioè abbiamo detto, lasciamo all'ED il compito di raccogliere la domanda e di mettere delle milestone sul processo di business, che sono sostanzialmente 2. Verifica della domanda e risposta al cittadino tramite la MyPA, quindi al cambio di stato di istanza, che si troverà richiesta accettata, richiesta diciamo rifiutata o eventualmente archiviata se ci sono i presupposti per l'archiviazione. La seconda milestone e la chiusura del LED è, una volta che è uscita la graduatoria e che ho, diciamo, indirizzato la domanda al cittadino perché si trova in graduatoria e gli si chiede di rispondere con un sì o no all'assegnazione del posto, quindi confermo o meno il posto, il cittadino risponde e quindi l'assegnazione viene fatta, quindi l'iscrizione è conclusa. Oppure l'iscrizione non viene fatta perché il cittadino ci ha pensato, rinuncia al posto assegnato e lascia quindi quel posto a tutti quelli che seguono nella graduatoria. Terzo caso, non ci sono più posti, ma questo è un caso di emergenza trattato comunque come caso limite per completare questo workflow. La cosa interessante è che parlando con l'ente ci siamo resi conto che è gestibile anche tutta una fase di post-graduatoria, cioè nel momento in cui è stata fatta la graduatoria, sono stati chiesti i posti, l'accettazione dei posti ai singoli richiedenti in graduatoria e gestite anche quelli che hanno deciso di rinunciare al posto e quindi sono subentrati quelli che stavano aspettando fuori graduatoria. Quando la situazione si è stabilizzata, i posti sono tutti stati assegnati, il bando comunque è aperto, secondo la delibera che ha deciso l'ente, perché è tutto poi parte proprio dal lato formale, cioè dal bando che ha aperto l'ente per quell'anno. E succede che un cittadino potrebbe trovarsi, non so, a settembre, a ottobre, a chiedere se per caso al servizio nidi d'infanzia del comune ci sono ancora posti. Perché io allora entro durante l'anno, tra virgolette, l'anno scolastico e chiedo il servizio. Quindi io posso comunque gestire tramite questo LED le domande che arrivano durante tutto l'anno. E niente, quindi tramite l'interfaccia vanno in pratica ad accumularsi in questo back office le istanze e poi l'ufficio andrà a gestirle. Allora, questa è la descrizione, diciamo, in linea generale del LED. Poi i driver, cioè le leve che ci hanno un attimo guidato nell'implementazione sono, allora, innanzitutto, la semplicità. Abbiamo cercato di fare una cosa più semplice. La semplicità chiaramente l'abbiamo pensata, ragionata in più passaggi, cioè non è stato un lavoro di una giornata, è stato un lavoro di un certo periodo perché è stato tutta una produzione di disegni, insomma, e di implementazioni e su più passaggi. Per arrivare a che cosa? In sostanza
capire che voglio che l'ED faccia domanda e questi step, quindi abbiamo detto questi 2 o 3 task e non n come magari potevamo vedere nelle situazioni canoniche dei 12 LED già predisposti. Abbiamo detto cerchiamo di fare il possibile perché la forma della domanda sia ben controllata, cioè a partire dal modulo cartaceo raccogliere bene, nel limite del possibile, tutti i dati e questi dati devono essere completi perché questo andrebbe poi a sgravare il lavoro di verifica lato back office e questo si spera sia, non dico raggiunto al 100% o quasi, insomma, nelle istanze che abbiamo messo in campo. Significa che non ci possiamo permettere che il cittadino si dimentichi di caricare una scansione di un documento, in modo che poi il back office abbia tutti i dati pronti. Dopo che ci sia che la scansione non è leggibile, quindi il back office chiederà un'integrazione riacquisendo il PDF, insomma la scansione dal cittadino, ci può anche stare, però che sia tutto ben pronto quando il back office va a visualizzare insomma tutti i dati e a verificarli. Altro punto, definire questi percorsi nel workflow. Quindi abbiamo deciso che le strade sono, abbiamo detto prima, accetto la domanda, la rifiuto, l'archivio, oppure se l'ha accettata, che il posto sia accettato tramite, diciamo, conferma del cittadino oppure rifiuto, oppure chiusura per esaurimento costi, come caso limite. Tra parentesi c'è anche una chiusura d'ufficio che va a interrompere il LED in qualsiasi momento per questioni, tra virgolette, di comodità dell'ente che può chiudere sempre e comunque la pratica in qualsiasi momento ne avesse bisogno. Altro elemento importante è la protocollazione. Allora, rispetto ai casi standard, vi faccio notare che se andiamo a vedere un qualsiasi LED, diciamo, nella veste più completa, più strutturata, specialmente, non sicuramente in quello che abbiamo visto nella prenotazione, ma per esempio in questo del cambio di residenza, no? Tenete presente che ogni ingresso, ogni elemento che entra, specialmente i documenti, vengono protocollati in ingresso e ogni elemento che esce nella MyPA va protocollato in uscita con diciamo la premessa di una firma su quel documento. Quindi ogni elemento che vedrete poi, quando entrerete in questo ambiente, vedrete i LED, vedrete che ci sono delle ripetizioni, è una situazione classica di protocollazione. Quando vedete queste biforcazioni, all'azione manuale che è, diciamo, instradata tramite questi blocchi di decisione sì e no, opportunamente configurati, questa è la protocollazione in ingresso, per esempio, fatta dall'utente, ma se io configuro LED perché voglio che sia tutto automatizzato, qualora sia possibile, ma lo sarà, andrei a gestire questo blocco dove vado a configurare di fatto il codice necessario per parlare in un certo modo, chiaramente concordato secondo delle interfacce decise dalla regione, condivise poi con l'ente, secondo un piano insomma, di lavoro che andrà descritto meglio magari la prossima volta. C'è già della documentazione disponibile, quindi delle API, insomma, secondo il modello OpenAPI 3.0, mi sembra. Quindi io in pratica vado a gestire la protocollazione in questo modo, anche in uscita. Okay? Adesso qua potrei mostrarvi, per esempio, il caso dell'uscita è questo, vedete? Che io creo la lettera, la vado a firmare e la vado a protocollare, sempre con il doppio percorso manuale automatico. Okay? Spero sia più o meno, diciamo, rappresentativa questa parte di workflow. Ecco, cosa abbiamo detto nel caso del LED semplificato? Lasciamo che tutto quello che è firma e protocollazione in uscita e tutto quello che è in ingresso dopo la domanda sia trattato dal back office. Io non me ne occupo più tramite LED, devo gestirmelo
fuori del LED. Okay? Il LED tratta solo la protocollazione in ingresso della domanda. E quindi cosa succede? Nello specifico abbiamo pensato proprio in quell'elemento di semplicità che volevamo tradurre poi nell'implementazione, di in sostanza, a partire dal PDF della domanda che viene generato automaticamente da questo nodo, passare a un invio dei dati tramite PEC, da server di PEC regionale, Regione Veneto, al PEC dell'ente, tramite l'invio quindi di una PEC che comprenda, chiaramente un oggetto, un testo, opportunamente codificati. Significa che ci metterò dentro i dati di ente, ufficio, quindi procedimento, numero di stanza, richiedente, via dicendo, data di invio, tutti gli allegati che fanno parte di questa domanda. Quindi tutti gli allegati che ha raccolto il cittadino, che ha caricato nella form, e quindi il cittadino sono gli stessi che vede il cittadino nella MyPA, nel fascicolo, ok? E in più la domanda stessa, cioè il PDF. Quindi parte questa PEC, che è un atto formale, arriva al protocollo dell'ente, il protocollo dell'ente andrà a leggerla, andrà a protocollare questa domanda attraverso i dati che trasporta questa PEC, quindi tutti gli allegati, e poi l'ufficio diciamo andrà, opportunamente informato dal protocollo che è arrivata la domanda, andrà a trascrivere i dati in questo, diciamo, modulo di questa attività, questo task, quindi scriverà il numero di protocollo e data, e quando attraverserà il back office attraverserà questo task, partirà automaticamente questa parte di stampa della richiesta e messa a disposizione sulla MyPA del documento di questa stampa, cioè intendo mi troverei a vedere un documento del genere. Okay? Adesso questo è un esempio, chiaramente sono dei dati finti, ma che rendono conto della situazione, cioè io che sono comune, per questa iscrizione scrivo a questo cittadino con come se fosse una lettera, diciamo, inviata cartacea. Questo magari è un modello che poi si può anche gestire, modificare, che semplicemente dice che la domanda presentata tramite la MyPA identificata come 10/2021 di questo giorno, 9 giugno, è stata protocollata con questo numero e questa data. Quindi questo è un elemento, diciamo, nuovo che è stato deciso nella concertazione che c'è stata tra Regione e l'ente di Mogliano, per dare evidenza al cittadino che la sua pratica è stata protocollata. Non che non sia fatto, diciamo, nel vecchio modello del LED, ma sicuramente questa strada di scegliere un invio di PEC e produrre automaticamente questa stampa con notifica praticamente automatica e visibilità direttamente sulla MyPA, questo si è ritenuto sia un elemento che allevia il lavoro del back office. E, ecco, la terza stampa è questa, che riguarda l'accettazione del posto in questo caso, ok? Potrebbe esserci anche un rifiuto. Quindi ci sono solo e soltanto 3 stampe in questo LED, e in più direi che queste stampe sono preconfigurate e non vanno, diciamo, confermate durante il workflow, cosa che invece veniva fatta nei modelli standard dei LED, per cui per ogni stampa in uscita c'era un task di verifica e compilazione della lettera di risposta, che veniva poi
tradotto in un PDF e poi passava la firma e poi il protocollo. Ecco, questi passaggi non ci sono più. Qua si è limitato il numero a 3 PDF soltanto in questi momenti specifici del procedimento. Tenete presente che il trasporto praticamente è non dico la copia quasi esatta, ma praticamente simile a quello dell'asilo, almeno nel workflow, mentre nella domanda chiaramente è stato tutto particolarizzato per il trasporto. E io direi che per quello che potevo raccontare su questi due LED mi sembra di aver esposto, almeno nella forma più generale, quello che avevo previsto, insomma. Non vedo altro se non magari rimandare, anche in base alle esigenze della platea, nella fase magari di analisi più di dettaglio al prossimo webinar. Lascerei la parola a Stefano. Sì, grazie Alessandro. Ecco, io direi a questo punto mi pare appunto l'esposizione generale è stata fatta, adesso siamo anche abbastanza in linea con i tempi. Se siete d'accordo potremmo così cominciare ad aprire la sessione di domande e risposte. Ho visto che sono giunte un certo numero di domande sia in chat sia nella sezione domande e risposte. Non so, posso procedere, vero? Chiedo anche ai colleghi della regia. Sì, Stefano, procediamo pure con le domande. Leggerei la prima. Grazie. Allora, chi si occupa della predisposizione e gestione dell'ambiente di produzione? Ecco, vediamo se riesco ad interpretare bene questa domanda. Allora, l'ambiente di produzione inteso come impianto MyPortal è un compito affidato a Regione del Veneto, dato che sono questi ambiti, questi contesti risiedono appunto sui sistemi regionali. Quindi il tutto va espletato secondo la procedura classica di richiesta tecnica, secondo il processo di adesione tecnica sostanzialmente che abbiamo illustrato la volta precedente e che è contenuto all'interno della MyExtranet. La fase successiva invece è quella poi a impianto attuato di decidere qual è il LED che si vuole mettere in campo, come vestirlo, eccetera, eccetera, è una scelta che ricade in campo ai SAD, agli enti e alle aziende appunto che fungono da partner tecnologici per questi SAD. Similmente, sulla base di quanto ho esposto in maniera nella elencazione precedente, nell'espletazione precedente, insomma, dei vari casi d'uso, nel momento in cui invece l'ente, il SAD, insomma, quello che è, desideri mettere in campo un LED di tipo che ha legami con i legacy, abbiamo detto c'è un modulo di richiesta dell'ambiente di test e siamo sempre noi che mettiamo a disposizione quell'ambiente di test e poi chi dovrà operarci sopra tutto quello che gli serve per lavorare. Perfetto. Invece, dopo la pubblicazione di un LED, chiedono come funziona il processo di correzione bug o manutenzione dell'evolutiva. Ecco, anche qui vediamo se riesco può essere vista con due sfaccettature diverse questa domanda, quindi se la domanda è del tipo i SAD predispongono questo LED e poi cosa succede? La prima risposta che così mi viene in mente è una risposta di questo tipo. Abbiamo descritto prima che questo è un contesto collaborativo, quindi di conseguenza chi predispone, in particolare quando parliamo di nuovo LED, chi predispone il nuovo LED lo predispone, lo mette in campo, lo rende fruibile anche appunto a tutti gli altri e questo nuovo LED diventa per certi versi lo standard di quello specifico servizio digitale anche per Regione del Veneto. Allora, se dopo aver fatto un primo, chiamiamolo così, un primo giro sul campo di questo LED si verifica che è necessario
produrre una release successiva del LED stesso, le strade dal mio punto di vista sono due. Una è quella appunto, come avviene per tutti i prodotti regionali, quindi MyPortal 3 compreso e quindi LED compresi, di manifestare questa esigenza a regione, la quale andrà a popolare il backlog dei suoi prodotti e secondo quelle che sono le disponibilità appunto poi di risorse, le priorità che verranno assegnate, eccetera, eccetera, Regione deciderà se, come e quando procedere appunto allo sviluppo di questa seconda release. Oppure c'è l'altra strada, quella che ritengo l'abbiate già intuita, cioè se c'è un'effettiva necessità, ma soprattutto un'urgenza di sviluppo, ebbene la realtà che ha rilevato questa necessità e questa urgenza può essa stessa continuare a riproporsi in questo processo proprio di miglioramento continuo e di contribuzione in modo reciproco appunto di quelli che sono gli strumenti digitali per la PA del Veneto, dicendo bene, mi prendo in carico, conosco già molto bene questo LED perché l'ho sviluppato io assieme al mio partner tecnologico. Ho urgenza di realizzare questa modifica che so comunque costituire una modifica di carattere generale, non un qualche cosa che riguarda solo me, perché se riguardasse solo me la risposta è scontata, l'ente deve provvedere in toto per conto suo. Bene, allora in questo caso cosa succede? Con le proprie forze va a personalizzare questo LED, produce una nuova versione di quel LED che verrà messo a standard e quella nuova versione costituirà a tutti gli effetti la nuova release, il nuovo standard per quel LED per Regione del Veneto. Ecco, l'altra interpretazione, faccio solo così un accenno, che si può dare invece alla domanda, può essere di questo tipo. Cosa succede se dopo la pubblicazione di un LED, quindi in corso d'opera, scopro che c'è un bug? E quindi ho il LED in corso, cosa facciamo? Qui la strada è assolutamente più articolata, nel senso che la prima risposta che mi verrebbe da dare è dipende dalla gravità del bacco e dipende da quante istanze ho attive. Perché se un processo è attivo e ha codate un tot numero di domande istanziate, ebbene quel processo è come un file aperto, non è che lo possa toccare più di tanto. Di conseguenza va fatta una valutazione molto attenta su quello che conviene fare in quel particolare contesto ed agire di conseguenza. D'accordo. I 12 LED verticali sono stati progettati con l'utente al centro. Sono stati coinvolti cittadini e imprese prima della fase di sviluppo? La risposta è assolutamente sì. Io ricordo, ero appena arrivato, così mi ero appena approcciato a quello che era l'ambito regionale. Si parla di fine marzo 2019, se non sbaglio, se non erro, qui magari poi forse Antonio o chi può essere ancora più preciso, ma io ho in mente proprio una data di fine marzo 2019, un grandissimo evento a Padova. Nel corso di questo evento erano presenti appunto enti, cittadini, aziende e sono stati presentati questi LED e valutate appunto quelle che potevano essere così, raccolte tutte le osservazioni proprio in un processo di costruzione di questi servizi con il cittadino al centro. Oltre all'interfaccia diretta verso i connettori dei vari protocolli, è anche possibile usare il sistema invio-ricezione di PEC? La risposta è sì. Il LED semplificato, i due LED semplificati di cui parlava prima appunto Alessandro Marella lo dimostrano. Ripeto, che cosa convenga utilizzare, è evidente che in linea generale
il fatto di puntare per quanto possibile ad un processo di automazione completa dovrebbe essere in qualche maniera quello che è il nostro faro, la nostra linea guida, il nostro punto cui tendere. È evidente che questo è un processo, direi, complesso, senza l'abbastanza, un processo proprio complesso, e quindi vanno proprio così individuati i diversi casi, realtà per realtà, perché bisogna fare in modo che queste tecnologie, questi strumenti poi si sposino molto bene con quelli che sono gli aspetti organizzativi all'interno dell'ente. Un sistema, sappiamo benissimo, è sempre composto almeno da 3 fattori: hardware, software e persone. E tutte queste devono convivere in maniera armonica per ottenere i risultati più congrui e risultati, diciamo così, che in quel momento costituiscano il massimo, magari un percorso evolutivo che anziché durare 3 mesi duri 1 anno. Ecco, quindi è anche per questo che abbiamo voluto mettere in campo appunto queste 2 forme di LED semplificati, per dire: valutate, ci potrebbe essere anche questo passo intermedio. Grazie Stefano. Allora io procedo con la terzultima, mi pare. Quali sono gli step che deve seguire un SAD per realizzare il nuovo LED? Qui immagino che ne parleremo al prossimo webinar. Allora, nel dettaglio, per quanto riguarda la parte di programmazione, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece la parte organizzativa, abbiamo già, si può dire già qualche cosa, nel senso che non si può pretendere che ovviamente tutti gli enti, tutti i SAD, talvolta, non lo nego, anche per noi diventa, che se operiamo in ambito regionale, diventa difficile seguire questo vorticoso proprio evolversi della situazione in termini positivo vorticoso, cioè ci sono degli aggiornamenti almeno giornalieri. Ecco, allora in questo contesto, dicevo, abbiamo pensato ad un processo che parta da una richiesta dell'ente, che in questo caso ente assieme al SAD in sostanza, che ci propone quella che è la propria idea di sviluppo del LED. Se noi ci rendiamo conto, a fronte di questa richiesta, il modulo è già disponibile in Maestra, se a fronte di questa richiesta ci rendiamo conto che quello stesso LED è già quasi pronto in un cantiere di imminente rilascio, di imminente appunto collaudo, ebbene informiamo l'ente, magari vediamo di creare quello che può essere un punto in comune per verificare se è esattamente quello che gli serve, ed evitiamo di conseguenza che si crei un duplicato. E questa è una strada. Se invece la proposta viene rilevata come una proposta che non è accesa su nessun cantiere, ebbene allora si passa con il processo che ho descritto prima, quindi non vedo perché insomma la Regione dovrebbe dire non va bene, viene proposto un LED al territorio, viene dimostrato che il LED è un LED che ha caratteristiche di interesse generale, il SAD si propone di realizzarlo, bene, ok, è un LED che entra in integrazione con i legacy, ok. Non hai un ambiente di test in produzione? Te lo metto a disposizione e sviluppi. Ecco, il processo poi, naturalmente, se questo dovesse essere il primo dei LED, ma penso di no, insomma, non credo che si parta con un LED nuovo, prima magari si cerca di mettere a terra quei 2 LED che sono chiesti a tutti i SAD. Perché dico questo? Perché, o meglio, in maniera parallela, perché è evidente che nel processo generale, come ho descritto prima, c'è di mezzo almeno un pezzettino di formazione per supportare i SAD e i partner tecnologici dei SAD ad avere quel know-how di base che consenta di sviluppare quel LED con una certa serenità, con una certa agevolezza. D'accordo. Per ogni ente va fatta una ricognizione e configurazione di tutti gli uffici e persone? Penso che in questo caso ci si riferisca in particolare al LED che stavamo vedendo sulla richiesta di appuntamenti, ma più in generale sì, il LED deve sposarsi a quella che è l'organizzazione dell'ente, quindi ogni LED necessita generalmente di un'analisi di questo tipo.
ultimo, infine, si potrebbe vedere come l'operatore dell'ente vede la gestione dell'istanza e come il cittadino vede gli stati di avanzamento della stessa? Ecco, su questo magari io su questa domanda demanderei magari, se siete d'accordo, alla volta prossima, dove andremo a vedere proprio gli effetti, oltre che degli elementi di programmazione proprio, anche gli effetti che la stessa sortirà sia lato operatore di back office che lato cittadino. In ogni caso non abbiamo inserito una vera e propria, chiamiamola così, demo in questo momento di uno specifico LED, per il semplice fatto che il tempo a disposizione erano le 2 ore appunto che abbiamo appena trascorso assieme. Anche un LED molto semplice come la richiesta di appuntamenti, ad esempio, quando facciamo una demo ad un ente, facciamo capire, facciamo vedere tutti i passaggi, 40-45 minuti il tempo minimo, quindi non ce l'avremmo fatta, questo era il senso. Quindi in ogni caso disponibilissimi per far vedere, basta che ci accordiamo, avete i nostri riferimenti, disponibilissimi eventualmente anche a supportarvi in una sessione di demo completa su uno dei LED, in particolare credo su uno dei LED che abbiamo già acceso, già pubblicato appunto su enti in produzione. Ecco, anche qui chiudo, ve l'abbiamo fatto capire, in questo momento gli enti che sono già attivi in produzione, scusatemi, i LED di MyPortal 3 già attivi in produzione per i comuni, province, eccetera, sono richieste di appuntamento, sono richiesta di iscrizione all'asilo nido, richiesta di trasporto scolastico. Abbiamo un caso d'uso che sta utilizzando filo diretto nella versione precedente. Questo perché? Perché l'ultima release di filo diretto che abbiamo voluto immediatamente proprio modificare rispetto a quanto c'era stato messo a disposizione inizialmente, è stata messa in ambiente di collaudo, l'abbiamo vista nel corso della settimana, è stata messa in ambiente di collaudo questa settimana e andrà in produzione la prossima. Quindi c'è ancora un ente che sta utilizzando la versione 2.5, quindi non con MyPortal 3 ma con la versione precedente appunto di filo diretto, e presto passerà alla versione 3. Per completezza è stato sviluppato anche un ulteriore LED ad hoc per una realtà regionale che già nel corso del 2020 ha fruito e ha portato avanti quello che era un processo sostanzialmente di domanda di contributo, e ha funzionato tutto bene. Benissimo, c'è un'ultima domanda che è arrivata in chat. Che fine fanno tutti i gestionali esistenti in uso presso i comuni che risolvono in modo sicuramente più efficace la gestione di singoli servizi? Okay, si vede ad esempio che chiudo un secondo, si vede ad esempio che il funzionamento delle prenotazioni è molto semplificato rispetto alle molte funzionalità di un altro applicativo, Agenda Web. Inoltre anche il sistema di segnalazioni è basico rispetto, insomma, si dice a quanto proposto da QWeb. Come possiamo mettere a disposizione i servizi di un fornitore e integrarli con il vostro sistema MyPA? Ok, provo a mettere un attimo il cappello. Qui ci vorrebbe Antonino Mola per rispondere, ma provo un attimo ad assumere lato tecnico appunto questo ruolo, che poi senza togliere nulla a chi mi seguirà per fare la chiusura assolutamente. Allora, non l'abbiamo detto in questo contesto, in questo webinar odierno, perché è stato anticipato qualche cosa la volta scorsa. È in atto un processo importante da questo punto di vista di apertura, direi di completa apertura della MyPA. Vedo di essere più chiaro. Regione del Veneto sta per produrre delle Open API che permettano anche a realtà esterne proprio di integrare i loro applicativi, proprio qualora questi applicativi abbiano attinenza con quello che è il tema dei servizi digitali. Non solo, abbiamo
atto innanzitutto questo contesto, questo concetto già esiste su altri prodotti regionali. Mi viene in mente uno tra tutti, il discorso legato al mondo dei pagamenti, che già espone delle Open API. Ecco, quello che noi appunto stiamo facendo, perché è proprio in lavorazione in questo momento, è mettere a disposizione delle Open API sia di interazione con il CMS. Mi riferisco in particolare alle Open API che riguarderanno la parte di integrazione con albo pretorio, con amministrazione trasparente e con gli eventi, ma soprattutto quelle Open API che permettono di interagire con la MyPA, distinguendo, come si diceva l'altra volta, 4 casi d'uso sostanzialmente, che sono: il primo è quello in cui per necessità, se vogliamo, scusate, faccio ancora una premessa. Il discorso generale qual è? È che Regione del Veneto in questo processo di digitalizzazione non vuole assolutamente in qualche modo fare, diciamo così, un mestiere che non è il suo. Vuole, questo senz'altro, mettere tutti gli enti, dare pari dignità a tutti gli enti, siano essi enti da 500 abitanti, così come enti da centinaia di migliaia di abitanti. È per questo che ha sviluppato e che ha messo in campo appunto quelle che sono le strategie e gli strumenti che stiamo vedendo nel corso di questi webinar. Da questo punto di vista, però, la Regione del Veneto riconosce assolutamente quello che è il valore delle aziende del proprio territorio, ed è per questo che ha già attuato delle strategie, messo a disposizione degli strumenti di integrazione sugli strumenti che magari hanno maggior storicità, ed ora lo sta facendo anche con questi nuovi strumenti. Quindi ritorno ai 4 casi d'uso previsti per la MyPA, che sono: premesso che per quello che è un LED nella sua completezza, distinguiamo la parte di domanda dalla parte di workflow, noi abbiamo previsto i 4 casi d'uso, che sono i seguenti. Tutto il processo viene primo caso, tutto il processo viene svolto all'interno degli strumenti, con gli strumenti, esclusivamente con gli strumenti di Regione del Veneto. È quello che abbiamo visto oggi sostanzialmente. È quello che abbiamo visto oggi, ma non è tutto qui. È quello che abbiamo visto oggi, fatto salve poi le aperture verso i gestionali tipo protocollo dipartimentale d'anagrafe, dove comunque c'è un'integrazione appunto con le terze parti. Secondo caso d'uso, caso diametralmente opposto. Tutto quanto viene svolto nel contesto di un applicativo sviluppato da una realtà terza, da un'azienda, e questo applicativo ha a che fare con un servizio digitale di qualche tipo. Bene, che cosa chiediamo e che cosa mettiamo a disposizione? Chiediamo di far vivere al cittadino un'esperienza d'uso il più possibile omogenea, uniforme rispetto a quelli che sono appunto gli applicativi, anche gli applicativi regionali, ma soprattutto chiediamo di valorizzare la MyPA, cioè quel repository unico destinato a contenere tutto l'intercorso cittadino-pubblica amministrazione. Quindi metteremo a disposizione delle Open API che consentano da applicativi esterni di inserire la domanda all'interno di MyPA, inserire e aggiornare gli stati di versamento, inserire la risposta alla domanda, svolgendo tutto questo processo poi nell'applicativo della terza parte, nell'applicativo dell'azienda che lo ha sviluppato. Gli altri 2 casi quali sono? Il terzo e il quarto? Sono i mix, i cross, ovvero la domanda nasce nell'ambito regionale e per scelta appunto realizzativa o attuativa da parte del SAD, dell'ente, raccolti i dati, questi dati vengono esportati nell'applicativo e vengono esposti ed importati nell'applicativo delle terze parti, che ha già un processo per gestire questi dati fino ad arrivare alla restituzione del risultato al cittadino. Questo è il terzo caso. Il must è
tutto comunque, inizio, stati di avanzamento e coda, deve finire dentro la MyPA. Caso cross, la domanda nasce su un applicativo esterno, i dati vengono raccolti, vengono comunicati e recepiti nell'ambito degli applicativi regionali e questa volta invece l'istanza viene fatta evolvere secondo quello che è il disegno di workflow presente all'interno dell'applicativo regionale e di conseguenza ha già tutto in pancia per comunicare con la MyPA. Credo di aver risposto quindi a quanto veniva chiesto. Ottimo, non so se abbiamo tempo ancora un paio di minuti per rispondere all'ultima domanda. I SAD chiedono le tempistiche, quindi quando saranno disponibili queste API di cui parlavi, Stefano, per MyPA. Sì, allora, si prevedono 2 step. Il primo step è quello di elencazione di quelle che saranno queste API e di quelle che saranno i parametri input-output previsti da queste API. Ecco, questa disponibilità, o meglio la disponibilità di un primo sguardo, di un primo scroll a quelli che sono questi strumenti, è per la prossima settimana, quindi la call della prossima settimana. La disponibilità effettiva invece, quindi con API completamente sviluppate e funzionanti, ci vuole ancora qualche mese. D'accordo, allora né in chat né nella sezione Q&A io vedo altre domande, per cui vorrei ricordare ai SAD di compilare per favore quel questionario che avevamo mandato ancora per i primi 2 eventi di formazione, in modo tale che così Regione possa organizzare l'adeguata assistenza e il vostro supporto nell'attivazione dei LED. Ve lo rinvio adesso per chat e ringrazio Stefano, ringrazio l'ingegner Marella e lascio la parola a Maristella Bolgan per le conclusioni. Sì, allora io brevemente vorrei ricordare che l'implementazione dei LED è un passo fondamentale per l'agenda digitale del Veneto, perché ha l'obiettivo di garantire un livello essenziale dei diritti digitali a tutti i cittadini e alle imprese del Veneto. Nei 2 incontri precedenti abbiamo visto i LED trasversali, oggi abbiamo analizzato i LED verticali esistenti. La settimana prossima vedremo i dettagli della personalizzazione dei LED e sulla creazione di un nuovo LED. A breve vi arriverà, insomma, penso entro questa settimana, vi arriverà l'invito e il programma. Come diceva all'inizio il nostro direttore, è un percorso in cui siamo tutti coinvolti nel far funzionare le cose. Abbiamo fatto dei passi importanti e il principale è stato quello di costruire e rafforzare un sistema di collaborazione, una rete di contatti che ha consentito di moltiplicare le occasioni di confronto. Possiamo sicuramente migliorare con la collaborazione di tutti, con lo spirito adeguato da parte di tutti. I SAD svolgono un ruolo fondamentale in questo percorso e lo svolgeranno ancora di più nel prossimo futuro, quando a breve arriveranno i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e saremo sicuramente avvantaggiati, partiremo già con un vantaggio, perché avremo già un sistema di collaborazione rodato e potremo sicuramente sfruttare meglio le opportunità del piano di ripresa e resilienza. E quindi con questo concluso e ringrazio tutti per la partecipazione e per l'interesse, e ringrazio anche a nome di Antonino i colleghi che si sono impegnati anche oggi in questo webinar, e vi saluto.